Radovanovic alla prima occasione utile. Vi andrò a leggere anche l'11 iniziale del Koginas, ma nel frattempo seguiamo il Koginas che può avanzare con la conclusione. Il gol incredibile di Santiago e il mago Matteucci. 1-0, cambia subito il risultato qui a Koginas con un gol strepitoso di Matteucci. Ora prova Ruggeri, sguscia via il numero 11, guarda la porta, mette il mirino, posta la spizzica di testa per Ruggeri, è buono il pallone per Solinas, a tu per tu col portiere Solinas. Braccio per chiamare lo schema Virdis, il pallone che arriva per Olmeto, poi la girata e la prodezza di Sanna. Con Matteucci, break del Koginas, attenzione che sono 4 contro 2, rinviene poi Bullita, pallone sulla destra per Biasiato, rientra sul destro Biasiato, vede lo specchio di porta, col pallone che lambisce il palo, rimane però in campo. Ruggeri tenta la sorbiciata, prendiamo per buono quello che ci arriva dalla rete, attenzione a Seu che è solo, non ne approfitta, bel passaggio al suo indirizzo. Serra sguscia via però Solinas, attenzione al pallone in mezzo ancora per Caliendo che attraversa il quale è possibile. Attenzione intanto nel frattempo a Solinas con il miracolo, riprende le ostilità, fischio che arriva in questo istante, pallone lungo su Carrucciu, perché anche quest'oggi le occasioni le ha create la squadra di Farina. Ci prova adesso con Caliendo, un occhio a Ruggeri, si accentra Ruggeri, subito però chiuso dalle maglie bianche del Koginas, pallone che però è ancora utile, ancora per Ruggeri, la mette in mezzo Ruggeri e c'è il gol del Tuttavista Galtellì. Tuttavista Galtellì che raggiunge il pareggio su un pallone profondo, proprio Solinas ad accorciare, ad acciuffare il pareggio. Anche attenzione però a Ducar che arriva sul pallone, Ducar, poi Burrelli, pallone resta lì, pericoloso, ma ancora Sanna. Resta 0-0 poi il Tonara col Bosa, occhio a Ruggeri, il pallone che si stava per insaccare in porta. Fiorentino col piatto solleva un campanile altissimo dove stacca Seu per Greco, perde l'attimo per concludere, poi Ducar, pallone deviato in calcio d'angolo. Matteucci che va corto per Seu, non trova il pallone, liscio di Seu. Stata Galtellì che però attacca ancora sulla sinistra col pallone che si insacca alle spalle di Perez, pallone che stava quasi per essere allontanato ma assume una traiettoria beffarda che si insacca alle spalle dell'estremo difensore del Koginas. Dalla retroguardia del Galtellì con Ducar, Fiorentino, traversone lungo, è buono, la bandierina però è su. Si continua a giocare con Olmetto, gli si fa incontro Ducar, cioè pallone ancora per Olmetto, subito al centro Burrelli, attenzione al pallone che diventa buono per Matteucci, Fiorentino, ma ancora una volta Flore a dire di no, e arriva il triplice fischio. Tuttavista Galtellì che batte il Koginas per 2-1. Partita emozionante dal primo all'ultimo minuto di gioco, a spuntarla è la squadra di mister Omar Farina.